vince il 57° Festival Internazionale del Folklore il gruppo dell'India, l'India Tempio d'Oro! È l'India il gruppo folk trionfatore del 57° Festival Internazionale del Folklore, che scrive il proprio nome per la prima volta nell'albo d'oro della manifestazione che chiude la Sagra del Mandorlo in Fiore numero 67. Le acrobazie, i colorati costumi e le ritmatiche musiche hanno conquistato i componenti della giuria, presieduta da Stelio Zaccaria, che hanno conferito all'unanimità il Tempio d'Oro al gruppo, proveniente dalla Nuova Delhi. Sul palco, nella splendida cornice offerto dal Tempio della Concordia, si sono esibiti tutti i gruppi folk internazionali e locali, il corteo storico, le bande e le majorette, e consegnati anche i premi collaterali. Al Perù è andato quello del miglior costume, per la miglior musica premio Giancampione, primo posto all'Irlanda e secondo posto alla Bulgaria. Per la danza il premio è stato assegnato al gruppo della Dighezia. Miglior interpretazione premio Gigi Casesa all'Isola di Pasqua, Cile. Miglior coreografia premio Pippo Agozzino è stato assegnato alla Serbia davanti alla Georgia. Una ragazza del gruppo della Colombia è Miss Primavera. Il premio Ugo Recapriata, messo in palio dall'Asso Stampa, è andato al gruppo del Burkina Faso. Riconoscimenti speciali voluti dal comune di Agrigento sono andati ad Enzo Lauretta, storico fondatore del Festival del Folklore nel 1954, e a Giugiu Gallo, organizzatore e cuore pulsante di molte edizioni della Sagra del Mandorlo in Fiore. Con il Tempio d'Oro all'India viene così archiviata la Sagra 2012. Tracciamo un bilancio, siamo alla fine, il Tempio d'Oro è stato assegnato all'India, cosa dire? Ma è una grande festa, oggi una grande giornata con un prodigio della natura che ci ha regalato questo sole caldo e che ha illuminato tutta la nostra città, un fiume di gente che per tutta la sfilata da Piazza Municipio fino al Tempio della Concordia ha inondato la città con questo grande sole di fuoco, di speranza, di amore soprattutto, per arrivare qui ai piedi del Tempio della Concordia per celebrare insieme questo grande momento di festa. La nostra emittente TVA ha seguito l'intera giornata conclusiva della Sagra con la diretta sia per la sfilata che per lo spettacolo al Tempio, un impegno non indifferente da parte degli editori, giornalisti e di tutto lo staff tecnico. Conduttrice d'eccezione per la finalissima del 57° Festival Internazionale del Folklore, la nostra Margherita Trupiano, alla seconda esperienza in pochi anni. Come è stato tornare per l'ennesima volta su questo palco e partecipare come parte integrante di questo evento? Bello, bellissimo, perché ripeto, la Sagra del Mandorlo in Fiore è un momento di grande partecipazione popolare, e partecipazione popolare che si estrinseca anche in questa comunicazione che c'è tra di noi che poi diventiamo coloro i quali stanno dietro le quinte, no? Ed è un momento per conoscerci meglio, per stare insieme, per scoprirci determinati aspetti professionali che comunque integrano l'un l'altro, le professionalità. Sabato sera chiusura degli spettacoli al Palacongressi che, oltre ai gruppi, ha visto anche l'esibizione del cantante agrigentino Vince Di Bella, che ha partecipato all'ultima edizione di X Factor. Curiosità, ma anche qualche imbarazzo tra il pubblico per i costumi del gruppo dell'Isola di Pasqua. Cala così il sipario sulla 67° Sagra del Mandorlo in Fiore, una manifestazione tradizionale che anche quest'anno ha acceso per una settimana i riflettori su Agrigento. Viva Agrigento! Viva la Sagra del Mandorlo in Fiore!